Sì, dottor Lamini, e riguardo l'articolo 11 sempre del regolamento si parla di conferenze dei servizi. Vabbè, se è necessario, sì. Se è necessario, ma naturalmente non è una critica, è una domanda per capire principalmente. No? A questo punto probabile che per un'attività produttiva serva sempre per conferenze dei servizi. Beh sì, la conferenza dei servizi, effettivamente questo, qualora sia opportuno, l'articolo dice qualora sia opportuno effettuare un esame processuale di vari interessi pubblici coinvolti, quindi naturalmente io faccio la SCIA, inizio l'attività, poi io ho l'ufficio preposto a 90 giorni per fare tutte le verifiche. Se deve coordinare, sì, ma a seconda fino a un livello superiore, al massimo maggiore, dovrà comprare i servizi. Potrà eventualmente verificare se deve contemperare più interessi. Quindi non è una critica all'amministrazione, ma probabilmente la legge in questo caso non può che essere interpretata con ogni volta le amministrazioni saranno costrette a fare conferenze dei servizi, quindi se il privato parte con una scia, di fatto deve essere ben attento a costruire qualcosa perché è inevitabile che ci sia una conferenza dei servizi su cui dopo è facile che arrivi qualche variazione, qualche prescrizione. Sì, bisogna verificare, sì. È una lavorazione da qua, ma è dubbia, sì, ma la conferenza dei servizi però è sempre una questione, mentre prima veniva eventualmente convocata e effettuata con la documentazione e tutto quanto, invece adesso il fatto che ci sia, voi dovete immaginare, no? Che quando io presento la domanda arriva su una scrivania virtuale, no? Okay, tutta la documentazione viene protocollata e viene mantenuta su questa scrivania virtuale. Io, come che ho ricevuto la domanda, entrando, logando con una password, non così, entro in questa scrivania e verifico tutta la documentazione. Questa scrivania però viene vista anche da tutti gli altri indici, l'URSS, e quindi la conferenza è virtuale. Cioè, questo è il vantaggio di avere. questa conferenza visualmente c'è la conferenza? No? Ok. E quando non è che fisicamente noi ci troviamo qui sul tavolo tutti gli enti, viene fatto tutto via web. È positivo questo? Virgolette, sì. Quanto tempo hanno gli enti per poter eventualmente dare dei... Beh, tutto il procedimento deve concludersi in 90 giorni. In 90 giorni. Quindi il privato è presumibile che almeno che aspetti 90 giorni prima di fare qualcosa. Ma in teoria la domanda è fatta. Ma se poi arriva una prescrizione o una variazione? Logico, sì, logico che cliente è abilitato, però quando prepara, forse per un altro procedimento. Allora, quando io faccio la SCIA non posso partire, ma perché? Perché il software, questo testo predisposto, ha tutta una serie di passaggi di finanza da compilare, no? E di autocertificazione, quindi a seconda del modello di domanda farò una certificazione e dirò se ho l'autorizzazione, ho questo, ho quello, ho fatto il certificato e naturalmente devo legarlo sempre in un documento PDF o certificato. Quindi il software fa una prima scrematura e quando arriva la SCIA sulla scrivania, quindi ti permette di depositarla, no? Ha già fatto uno screening, cioè ha già verificato e ha già chiesto alcuni dati, quindi è logico che può partire. Dopo, siccome la normativa sulla certificazione chiaramente lo dice, se io faccio delle certificazioni che non sono corrette, sono false, incorrono nel penale, quindi è logico che poi se io nel 90 giorni verifico che la certificazione che io ho rilasciato, questa certificazione non è corretta, incorrono nella decisione. Cioè a me quando arriva sulla scrivania c'è stato fatto tutta una verifica. È un'evoluzione. Sì. Anche un'osservazione. Metto ai voti allora l'argomento numero 5. Chi approva, chi si astiene, chi vota contro. Chiederei al consigliere Emanuele Rizzoli della
di valutazione. 13 a favore e 2 astenuti. Grazie. Adesso vi invito a votare per la immediata esecutività. Chi approva, chi si astiene, chi vota contro. Chiedo sempre a 13 a favore e 2 astenuti. Grazie.